Una notte da incubo per Gian Giuseppe Bai, noto avvocato di Padova di 61 anni, che nella notte tra martedì e mercoledì è stato legato e picchiato nella sua casa di via Savioli ad Abano Terme. Due malviventi con il volto coperto sono entrati da una finestra lasciata aperta e lo hanno immobilizzato con delle fascette da elettricista, l'hanno picchiato violentemente e l'hanno rinchiuso nella camera da letto prima di fuggire con il suo cellulare, il portafogli e un centinaio di euro. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il duo, che ha agito poco prima della mezzanotte, ha messo completamente a soqquadro l'intera villa alla ricerca di denaro e oggetti di valore che non hanno però trovato. Ad attenderli all'esterno anche altri due complici. Dopo aver malmenato l'avvocato e averlo legato nella stanza da letto, i quattro si sono dati alla fuga. Nonostante le difficoltà, Bai è riuscito a liberarsi e a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto anche i sanitari del SUEM per prestare soccorso. Via Savioli non è però nuova ad episodi del genere, come ci raccontano i residenti della zona. Anche io ne ho subito uno 6 mesi fa o 8 mesi fa, non mi ricordo. E cosa ti hanno portato via? Hanno portato via la cassaforte da camera mia, svariate cose, ma a me mi hanno proprio sfondato tutto quanto, la finestra dalla cucina, hanno sfondato il cancelletto questo qua, sono entrati lì, hanno sfondato quella finestra là e tutto quanto. L'anno scorso è successo in questa casa qua davanti e anche in quella, l'anno scorso 2 anni fa. Sì. Penso che bisogna stare tranquilli perché bisogna assolutamente avere delle accortezze, però non si può fare niente. Immagino che anche loro avessero l'allarme, quindi la sicurezza non ce l'abbiamo al 100%. I carabinieri sono ora al lavoro per risalire all'identità della banda, al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare qualsiasi elemento utile ad identificare i responsabili. Abbiamo quadriplicato negli ultimi 8 anni la videosorveglianza del territorio, infatti abbiamo delle telecamere di accesso in tutti i punti della città e credo che queste immagini potranno aiutare i carabinieri e forze di polizia forse a fare chiarezza anche sulle esatte dinamiche dell'accaduto. E a mio avviso andrebbe anche rafforzato quella certezza della pena dove quando le persone che sono sorprese a delinquere vengono prese dovrebbero stare in carcere.